Bene, eccoci insieme anche oggi. Devo dire che fra le tante tipologie di ospiti, quando abbiamo presenti in studio musicisti, giovani musicisti, sono davvero i più sorprendenti perché sono creativi, poliedrici. E il nostro ospite di oggi, Maurizio Chisari, in arte, devo dire con molta ironia, Maurizio Chi, e cercheremo di scoprirlo in questa puntata, non fa certo eccezione. Allora, provo a riassumere. Allenatore di ballerini. Esatto, preparatore atletico per la danza. Preparatore atletico per la danza. Questa è la dicitura, diciamo, esatta, quella formale. Allora, ha dato vita ad una etichetta discografica. Cantautore, tra poco avremo modo di sentirlo. Autore evidentemente anche di un disco, si chiama Due, è appena uscito il nuovo singolo Bianco, di cui poi avremo il piacere di ascoltare. Alla vigilia di una tournée che si chiama Musiche in miniatura. Esatto. Più di una decina di date in circa un mese, dal 24 marzo al 24 di aprile. Il 24 aprile saranno a Castelfranco, provincia di Treviso. In questo mese oltre una decina di date in teatri del 7-800, quindi teatri d'opera, definiamoli così, piccoli teatri della provincia italiana. Si partirà dalla Lombardia e per arrivare tra l'altro anche al Veneto. Concluderete dove? In Sicilia. In Sicilia, a casa sua, perché siciliano di nascita e veneto d'adozione. Penso di avere in qualche maniera inquadrato Maurizio Chi. Benissimo, potrei anche non dire più nulla a questo punto, sei stato super bravo e hai descritto bene quello che è un po' diciamo, è il mio riassunto di vita. Allora, riassumiamo anche il disco innanzitutto, poi ascoltiamo. Due è un album che parla di relazione in una maniera anche un po' abbastanza singolare, non dal punto di vista del linguaggio tecnico musicale, che è un linguaggio diciamo, è un pop cantautorale, più che altro proprio dal punto di vista dei concetti. Io ho voluto scrivere 10 canzoni, ho voluto riassumere quelle che poi sono le difficoltà che si ha nel rapporto a due, per questo Due, che poi è anche una delle canzoni che dà il titolo all'album. Era molto interessante, per quanto mi riguarda, anche essendo in parte biografico, poter descrivere quelle che sono, ripeto, le difficoltà di un rapporto. Quindi vedere tutte le sfumature che vanno dal tradimento al fatto che ci si stanca a volte della persona che si è accanto per poi ritrovarsi in un secondo momento. Insomma, tutte quelle cose che tante volte ci fanno soffrire, ma che in realtà sono poi la chiave di un rapporto anche duraturo, la consapevolezza che porta a un rapporto duraturo. E adesso, come si usa a fare nei concerti, silenzio in sala, spegnete i cellulari, silenziateli, perché ascoltiamo Bianco. Voglio una casa tutta bianca, un posto dove tu non potrai sporcare, dove due mani alle pareti son certo basteranno per rinnovare. Voglio una casa tutta bianca con una mini stanza ed un letto solo, ed io non potrò mai più ospitare il tuo cuore quando cercherà il mio perdono. Noi non ci abiteremo più, dovrai cercare un altro posto, e il bianco è solo il presupposto per stare ancora insieme. Noi non ci cercheremo più, adesso cerca un altro posto, e il bianco è solo il presupposto per stare ancora insieme. Noi non ci abiteremo più. Se ti parlo e ti giri, o ti guardo e tu ridi e mi parli di sopra, no, così non si approda. Io ti chiedo del tempo e tu non è momento, dimmi tu se guarisce o l'amore finisce. Bianco è come ti vorrei, senza remore sarei, fammi essere quello che desidererei. Puoi cambiare ma io non ci scommetterei. Non ci abiteremo più. Mai più.
dai la la dai la da dai 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 dai. Grazie, allora questo ed altri brani naturalmente si potranno ascoltare durante la tournée di Musica in Miniatura. E prima, presentando la poliedricità del nostro ospite, sono stato un attimo incerto, un po' perché mi dovevo ricordare tutto e non era, non era facile, ma anche perché avevo la sensazione di dimenticarmi qualcosa, e un paio di cose me le sono dimenticate, e fra l'altro molto interessanti, perché tra l'altro lui è organizzatore di festival e manifestazioni musicali in Sicilia e Sardegna, e attraverso queste ha avuto anche la possibilità di conoscere un produttore musicale brasiliano, che è quello che permette la realizzazione di questa tournée. Esatto. Tournée che sarà concettualmente, perché l'avete voluta, in piccoli teatri di provincia, e sarà gratuita. Sarà gratuita. Ma dove avete trovato questo mecenate del 2018? No, vabbè, questa diciamo che è la parte più, sì, per me è rilevante in quanto cantautore, insomma non è facile trovare qualcuno che possa credere nei progetti, però no. È anche vero che, come dicevo anche prima della trasmissione, che è molto importante quanto impegno noi che vogliamo fare questo mestiere e quanta creatività cerchiamo di mettere, quindi più che il produttore è fondamentale in questo caso l'idea, perché Musica in Miniatura è un progetto molto particolare. Noi vogliamo riportare le persone all'ascolto della musica in teatro, perché il teatro ci sembra il posto dove la gente si siede, ascolta, è molto concentrato su quello che succede appunto sulla scena, sul palco. Peraltro sarete una band, insomma. Ci sarà una band internazionale, sarà composta da 3 musicisti brasiliani e un musicista inglese, e sul palco con me ci saranno altre 2 cantanti, 2 interpreti che si chiamano appunto Celeste Caramanna in arte celeste e Viviana Zarbo, che è una cantante jazz, una performer che vive peraltro a Londra e quindi conosce anche un altro settore musicale, diciamo, possiamo definirlo anche internazionale. Ci sembrava una bella idea riportare la gente a teatro, ma anche portare la gente a scoprire queste architetture che secondo noi poi sono dei posti veramente straordinari. Io inviterei tutti ad andare a cercare anche su internet, andare a guardare che cos'è per esempio il primo teatro, che sarà il 24 di marzo, il teatro Belloni di Barlassino, il teatro della Concordia dove andremo in Umbria, insomma sono 10 teatri, 10 regioni italiane, ci sarà una data extra alla CLAC di Genova, che è appunto annesso al Teatro della Tosse, quindi suoneremo anche in centro città, ma ci faceva piacere portare la musica nei paesi, perché secondo me è proprio dai paesi che bisogna anche ripartire dal punto di vista della musica. Ce n'è sempre più bisogno, conosciamo insomma Milano, Roma come città, ma anche la mia stessa Catania come città della musica, ma poi fondamentalmente io credo che la musica sia per tutti e debba arrivare a tutti, e noi in questa occasione, in questa circostanza abbiamo reso il concerto gratuito, proprio per permettere alle persone di poter visitare questi splendidi teatri e conoscere, perché no, anche la nostra musica, sperando che piaccia. È vero che l'impegno è determinante per poter essere premiati, però diciamo che non capita spesso. No, non capita spesso. Allora, non capita. È curioso però come abbiate trovato questo produttore brasiliano disposto a investire su di voi, perché il tutto è gratis grazie a questo signore. Assolutamente sì, sicuramente lui ha contribuito, contribuisce appunto a questa riuscita. Poi sai, ti dico anche la verità, io tendo sempre a non parlare di questa cosa perché lui non vuole che si parli di lui, perché è uno che fa questa cosa con il cuore e l'amore per la musica, però non ama apparire in nessun modo. Veramente un mecenate. È veramente un mecenate, sì, esattamente, è la parola giusta. Sicuramente, ripeto, la grande passione per la musica che lui ha e quindi si unisce alla nostra porta alla luce un progetto come questo, e ricordiamo la data del 24 di aprile a Castelfranco Veneto, perché poi sarà l'unica data. Si gioca in casa. Abbiamo scelto, sì, si gioca in casa, abbiamo scelto il teatro accademico, che è un po' più grande rispetto alle altre veramente miniature, ma l'abbiamo scelto proprio perché io, essendo veneto d'adozione, sentendomi anche in parte veneto, anche se dall'accento non si direbbe, e allenando i ballerini a Castelfranco Veneto, perché a Castelfranco Veneto c'è una scuola professionale, c'è una scuola che si chiama il Balletto di Castelfranco, una scuola che c'è da 33 anni, che vanta insomma tantissimi successi, grandi successi, con i ballerini che lavorano insomma un po' in tutto il mondo, e quindi conoscendo bene anche quel teatro, io, perché è il teatro dove noi fondamentalmente andiamo a fare le nostre esibizioni, i ragazzi fanno gli spettacoli e tutto, è un teatro meraviglioso, conosco bene,
veramente non mettere un teatro veneto per me sarebbe stato uccidermi, perché era fondamentale. Ma nella musica di Maurizio Chi c'è qualcosa dell'esperienza di danza, intendo dire, in quel mondo? Beh, sicuramente... dal quale, fra l'altro, provieni. Sì, no, sicuramente ci sono dei riferimenti dal punto di vista ritmico in alcune cose. Per esempio nel disco c'è una canzone che si chiama Come Ghie, che è un pezzo in siciliano che significa così com'è, no? Così come viene, e ci sono dei ritmi, delle sonorità che sì, in parte appartengono alla mia terra, ma sono delle sonorità anche che arrivano dal mio mondo della danza, che non è la danza classica, la danza contemporanea, ma sono le danze latinoamericane, quindi esistono delle sfumature. Poi la combinazione, credo che nella creatività la combinazione delle cose che vengono fuori è appunto un insieme di esperienze che uno fa nella propria vita, e quindi sicuramente in parte c'è la danza. È chiaro che ascoltando il disco nessuno sentirà mai il balletto classico, come nessuno sentirà mai un cia-cia-cia nelle mie canzoni, però sicuramente ci sono delle influenze, ci sono delle esperienze di vita che probabilmente mi ha portato anche la danza, mi ha portato anche il Veneto stesso, perché io mi sono trasferito qua per amore, e quindi molte di il riflesso di quello che insomma è accaduto nella mia vita è anche all'interno di questo disco. Grazie, a questo punto dire Maurizio Chi col punto interrogativo è decisamente ingiusto, a questo punto l'abbiamo conosciuto, abbiamo capito anche la tara, insomma lo spessore del suo lavoro. Ricordo questo CD, si chiama Due, ma soprattutto ricordo questa tournée che mi pare straordinaria, musiche in miniatura, esatto. Una decina e qualcuno in più di date in altrettante regioni italiane, dal 23 marzo, ma soprattutto il 24 aprile a Castelfranco Veneto, il tutto gratis. Grazie ad un produttore brasiliano che non vuole essere citato oltremodo. Insomma, a lui va tutta la nostra riconoscenza, davvero raro. Grazie a Maurizio Chi. Grazie di avermi ospitato. Buona tournée, se si dice così. Ti aspettiamo, e aspettiamo anche loro a questo punto. Certo, grazie, alla prossima.